finale della Coppa Italia di questa 2 giorni riservata all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Si affrontano Bari e Palermo. È proprio Bari che si fa vedere in proiezione offensiva con questo diagonale in porta di Michele Raimo che porta in vantaggio i biancorossi. Un'azione manovrata dalla sinistra, il servizio di Filograno per Raimo che decide subito di andare sulle corsie laterali. Arlotta sterza il passaggio in profondità per la corsa di Maltese che supera anche il portiere e pareggia per Palermo. Il gol di Maltese al 27esimo, 1-1. Un'azione rapida subito dopo il cooling break. Soltanto Maltese alla battuta. Va Maltese a giro fino in 2 tempi. Rimessa effettuata, attacco. Una proposta e c'è il fischio dell'arbitro. C'è il calcio di rigore per Bari. Adesso tutto affidato a Gigante contro Scalici. La finta e il gol. Bari di nuovo in vantaggio grazie a Gigante che fa 2-1 al 60esimo. Sempre la finale della Coppa Italia di questa 2 giorni riservata a commercialisti ed esperti contabili. Occhio a Palermo, Muscolino, Murato, altro tentativo di Arlotta, la parata di Fino. La battuta in mezzo, secondo palo, rischio di autogol di Bisceglie. Per sua fortuna c'è Fino a ostacolare il suo contributo per difendere questo vantaggio. La battuta dell'angolo, si cerca un fallo, anche un colpo di testa debole di Seminerio. La battuta va a trovare i compagni, conclusione da fuori di Anello! Ha segnato di nuovo Alberto Anello. Palermo pareggia 2-2. Una perla da fuori che stavolta non l'ha trovato fino dalla bandierina. Antonio Arlotta parte adesso sul primo pallone, non arriva nessuno. Tortorici sotto porta. Anello in fuorigioco. Il cross in mezzo di Arlotta, esce Ranieri, tentativo di rovesciata di Butti c'è, poi la conclusione da fuori, Ranieri. Si inizia con i calci di rigore, il tiro parato da Scalici, calciato da Bisceglie. Arlotta pesca l'angolino, in campo per Bari. Pirolo, stavolta Scalici è immobile, 3 pari. Anello segna anche lui. Battuta corta, alta in curva. Secondo errore di Bari. Gaiano, ci arriva Ranieri. Gigante deciso in porta. Calabria, la rete. Ed è Ranieri, destro parato da Scalici e Palermo esulta, è Laerte Scalici l'eroe di questa finale. Palermo trionfa contro Bari 5-4 dopo i calci di rigore.